Buon pomeriggio a tutti, bentornati, benvenuti al nostro spazio settimanale dedicato agli edifici in legno. Per chi si fosse collegato con noi solo oggi o per poche volte, ricordo che nelle ultime settimane abbiamo approfondito diversi progetti di diverso tipo con alcuni professionisti con cui Legno Architettura ha avuto a che fare, diciamo anche negli anni passati, sia per la rivista sia anche per, quando era possibile farli, i convegni frontali. Ci siamo occupati di edifici residenziali, edifici pluripiano, ristrutturazioni. Quest'oggi ci occupiamo nuovamente di una residenza, ci spostiamo anche un po' geograficamente perché negli ultimi tempi eravamo rimasti un po' al nord e andiamo più verso il centro Italia con l'architetto Marco Cimini, che è in collegamento con noi. Prima di dare la parola però all'architetto, io diciamo, sono tenuta un po' a ricordarvi che potete porre le domande tramite la chat messa a disposizione dalla piattaforma e cercherò di dar voce alle vostre domande all'architetto. Se ciò non sarà possibile perché siete molti e perché un'ora è sempre troppo poca, l'architetto insomma si è reso disponibile a rispondere, eventualmente troverete i suoi recapiti alla fine della presentazione che vi verrà fornita come sempre tra un paio di giorni tramite una mail. Vi ricordo un'ultima cosa, che se vorrete rivedere questa web conference potrete farlo tra qualche giorno sul canale YouTube di Edicom News. Bene, detto questo, io chiudo questa brevissima ma doverosa introduzione, se non altro per le comunicazioni di servizio, e lascio la parola all'architetto Cimini. Prego, architetto. Grazie e soprattutto ringrazio tutti i partecipanti perché è un vero piacere ogni volta condividere queste esperienze che in qualche modo gratificano insomma il relatore e chiaramente anche l'organizzazione. Oggi tratteremo il tema delle case a telaio in legno che chiaramente hanno la caratteristica di essere degli edifici che si prestano molto bene per essere edifici ad elevato comfort abitativo. Ciò significa edifici che hanno delle caratteristiche di qualità di risparmio energetico piuttosto elevate. Chiaramente tutto ciò dando una certa attenzione e importanza al concetto di sostenibilità. Quindi iniziamo con definire più o meno questi aspetti fondamentali dell'edificio in legno. Soprattutto dobbiamo dire che in quest'ultimo periodo gli edifici in legno hanno avuto una importante crescita sul mercato e quindi c'è stata una riscoperta di questa nuova, più che altro questa tecnica costruttiva che ormai sappiamo benissimo che è consolidata nel tempo, ma l'aspetto principale di questo edificio, che è un edificio diciamo certificato passivo ed è in corso di validazione Active House, che chiaramente dopo vedremo quali saranno le peculiarità di questo progetto, sia dal punto di vista di edificio passivo che dal punto di vista di edificio Active House, che chiaramente è una validazione, non è una certificazione, quindi è un po' differente, per cui andremo a specificare un po' gli aspetti che distinguono una certificazione da una validazione. Per cui iniziamo diciamo, questo appuntamento su questo edificio, sugli edifici in legno e dobbiamo chiaramente fare una precisazione che il legno è sicuramente un materiale che in natura è piuttosto presente e quindi è piuttosto abbondante e nello stesso tempo sostenibile. Chiaramente se c'è anche una certa attenzione da parte dell'uomo stesso nel gestire quelle che sono diciamo, le attività di approvvigionamento del legno stesso, ma nello stesso tempo anche quello di ricrescita, quindi gestire un po' l'aspetto legato al mondo del taglio e della piantumazione. Andando avanti iniziamo quindi a verificare un po' quelle che sono le caratteristiche intrinseche
del legno, cioè sappiamo benissimo che si trova in abbondanza in natura, svolge un'importanza piuttosto rilevante dal punto di vista della ossigenazione, perché sappiamo che i boschi sono considerati dei polmoni verdi e di conseguenza hanno la capacità di assorbire anidride carbonica. Quindi rispetto ad altre situazioni che invece la producono anidride carbonica, il legno crea un processo inverso. E questo cosa significa? Che diciamo un metro cubo di legno, tradotto in termini di diciamo, riduzioni di CO2 in atmosfera, parliamo di circa di 2 tonnellate, a differenza di un metro cubo di calcestruzzo che invece ne produce altrettanto per quanto riguarda la sua attività di produzione. Per cui c'è da dire che l'aspetto legato al mondo degli edifici in legno, se ci fosse diciamo, un incremento di circa il 10% di case realizzate nell'ambito del mercato edilizio a livello europeo, ci sarebbe una riduzione piuttosto importante della produzione di CO2 pari al 25% delle prescrizioni che sono state definite dal protocollo di Kyoto. Quindi è un aspetto piuttosto diciamo importante, perché chiaramente adesso con tutto il discorso che si sta avviando con l'ecobonus, che è finalizzato chiaramente all'efficientamento degli edifici e soprattutto alla riduzione del CO2 come l'obiettivo 2020 che era stato fissato dalla Comunità Europea da raggiungere una riduzione di circa il 20% di CO2 nell'atmosfera, purtroppo previsioni che non sono state diciamo, rispettate quasi da nessuno, e di conseguenza riuscire a incrementare il mondo degli edifici in legno sicuramente contribuisce ad raggiungere questo obiettivo di portare appunto la qualità dell'aria a dei valori sicuramente interessanti. Per cui diciamo la cosa fondamentale è gestire appunto, come avevo anticipato nella slide precedente, il taglio del legno, e quindi c'è stata un'introduzione delle foreste tra virgolette certificate per quanto riguarda il taglio, in modo tale da garantire questa ricrescita che in qualche modo dà luogo a questa attività in qualche modo controllata e di conseguenza consente di mantenere sempre alto il livello di approvvigionamento del legno per le costruzioni. Un aspetto quindi importante del legno, sappiamo che è un materiale isolante, per cui a differenza di una struttura portante in cemento armato, che di per sé è un materiale che è freddo, quindi conduce, di conseguenza è sinonimo di ponte termico, il legno ha un qualsiasi tipo di struttura che si intende, che può essere una struttura a telaio, una struttura in X-lam, di per sé ha la caratteristica di essere un materiale caldo e di conseguenza ha diciamo, un valore aggiunto alla struttura che in qualche modo deve essere coibentata per garantire appunto quei livelli sia di comfort che di isolamento termico. Per cui diciamo questo è un primo aspetto rilevante. Infatti se noi prendiamo in considerazione una parete in mattoni che deve garantire un valore di trasmittanza pari a 0,18, a cui facciamo riferimento ad una struttura che abbia una buona qualità in termini di isolamento termico, dobbiamo realizzare una struttura in muratura di circa 51 cm, mentre se noi facciamo un paragone con una parete in legno, in questo caso una parete in X-lam, a parità di trasmittanza, lo spessore della stessa è pari a 30 cm, quindi comunque abbiamo una riduzione della sezione della stratigrafia della parete presa in considerazione, e questa riduzione di spessore porta ad avere sicuramente un vantaggio di superficie a parità di area
considerate per la realizzazione del progetto dell'edificio tipo che si prende in considerazione. Per cui questo significa che su ogni 100 metri quadrati abbiamo un 8 metri quadrati in più, quindi un 8% di vantaggio espresso in termini di superficie. E non è poco, perché chiaramente se ci troviamo in una zona, faccio un esempio, turistica, dove il costo al metro quadrato del terreno è piuttosto elevato, gli diamo un valore economico che da lì si può già interpretare un grosso vantaggio in termini di risparmio e anche di maggiore superficie a propria disposizione. Quindi è fondamentale questo aspetto. Un altro concetto fondamentale è, chiaramente prendo sempre come paragone il cemento e il legno, sappiamo benissimo che un metro cubo di legno ha un peso specifico di circa 550 kg al metro cubo, mentre un metro cubo di cemento sappiamo che arriviamo intorno ai 2500 kg circa, insomma, quindi sappiamo che in questo caso abbiamo un rapporto 1 a 5. E questo cosa significa? Significa che quando si va a progettare una struttura in legno, tutto questo ci permette di avere dei risparmi anche intesi dal punto di vista delle fondazioni, perché chiaramente devono reggere un carico inferiore, quindi c'è un dimensionamento delle strutture, diciamo, migliore contro quello del cemento armato, che purtroppo, essendo molto più pesante, porta ad avere un incremento, diciamo, dei carichi e quindi anche un aumento dei costi per il dimensionamento della struttura stessa. E quindi questo è un altro aspetto importante per cui uno dovrebbe in qualche modo riflettere se scegliere la struttura in legno oppure una struttura in cemento armato. Poi chiaramente la domanda fondamentale è dire sì, ma per me il cemento armato rappresenta una struttura un pochettino più resistente, perché c'è questa idea che si associa al cemento armato, che è una struttura piuttosto rigida e quindi conferisce un po' quel senso di sicurezza, mentre il legno lo vediamo come un materiale un pochettino più, diciamo, duttile, forse in certi casi flessibile, però quest'ultima caratteristica gli conferisce la possibilità di essere un materiale ottimamente antisismico. Infatti qui vediamo in Giappone la piattaforma di Miki, dove c'è una piattaforma, una mobile, adesso non so se purtroppo essendo un PDF non funziona il video, però questo è un edificio di 7 piani realizzato in XLAM e a cui è stato sottoposto ad una accelerazione della struttura, cioè la struttura è stata sottoposta ad un'accelerazione che l'ha fatto oscillare, equiparandolo, diciamo, al 7,2 gradi Richter, ed è rimasta lì, cioè non ha subito nessun tipo di deformazione, intendo dire che non è crollata. Questo sta proprio... Architetto, mi scusi se la interrompo, credo che qualcuno penso l'abbia già visto questo video, perché non è nuovissimo, l'abbiamo visto anche diverse volte, quindi chi non l'avesse visto presumo si possa anche recuperare su YouTube o da qualsiasi... Assolutamente sì, assolutamente sì. Vederlo per vedere l'oscillazione delle pareti e vedere come si comportano anche all'interno, per esempio i mobili, qual è lo spostamento effettivo e come invece reagisce poi la struttura. Infatti, diciamo che gli spostamenti erano piuttosto importanti, parliamo di 15-20 centimetri, insomma, per cui alla fine la cosa è alquanto importante dare questa rilevanza a questa capacità da parte del legno di riuscire ad essere, diciamo, un materiale considerato antisismico, appunto, proprio perché ha questa diciamo, predisposizione ad assorbire le sollecitazioni, quindi ha questa capacità di deformarsi, ma di non arrivare proprio a questo stato di collasso. Chiaramente tutto poi dipende dal dimensionamento che viene dato alla struttura che viene appunto progettata. Anche perché poi l'aspetto positivo che viene evidenziato è anche non solo che chiaramente se la struttura non crolla, innanzitutto le persone si salvano in primis.
e poi anche la struttura stessa non subisce quella distruzione che invece potrebbe subire un edificio in Infatti, cemento armato, che poi è tutto infatti, da abbattere sì. infatti, sì, difatti quando si fa la progettazione chiaramente si parte anche da questo concetto, cioè lo stato limite della struttura e quindi anche il ciclo di vita che la stessa dovrebbe garantire, per cui poi ci sono i vari protocolli che definiscono un po' questi aspetti. Ma la cosa principale per quanto riguarda la progettazione degli edifici in legno è stato, diciamo, l'introduzione delle norme tecniche dell'NTC del 2018 che hanno fatto un po' di chiarezza per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti legati alla progettazione e chiaramente con tutta una serie di normative che si sono susseguite nel tempo, a partire dagli eurocodici, dai documenti tecnici del CNR, dalle norme UNI, insomma. Comunque con le NTC praticamente si è definito un po', si è fatta chiarezza nel mondo della progettazione statica degli edifici in legno e quindi questo ha garantito, diciamo, un'ulteriore chiarezza per quanto riguarda diciamo, il dimensionamento delle strutture e chiaramente anche un posizionamento nell'ambito della normativa nazionale di riferimento. Insomma, quindi è diciamo, già una cosa fondamentale come riferimento. E chiaramente sappiamo che quando dobbiamo progettare un edificio, tutti i clienti che si approcciano un pochettino al mondo delle case in legno si pongono la domanda, diciamo, che tipo di tecnologia devo scegliere, perché chiaramente poi si fanno consigliare dal tecnico, dalle aziende che fornitrici di case e chiaramente poi ognuno ha sposato il proprio know-how tecnico e quindi cerca di condurre diciamo, le soluzioni, le scelte finali per un edificio a seconda di quello che è proprio la propria capacità costruttiva, insomma. Per cui sappiamo che ci sono le case realizzate a telaio oppure ci sono strutture in X-Lam o addirittura strutture isostatiche che chiaramente le vediamo qui sotto degli esempi, però poi alla fine la cosa che ci interessa di più è quella di capire effettivamente qual è l'aspetto che noi vogliamo in qualche modo prendere come riferimento. Mi spiego, ci sono certe persone che dicono io voglio la casa in legno perché per me deve essere appunto una casa che in qualche modo mi deve garantire sicurezza e di conseguenza si orientano verso la struttura a telaio. E difatti diciamo che in Abruzzo sono una regione altamente sismica, ci sono diversi esempi di edifici realizzati appunto a telaio, però diciamo che anche una struttura in X-Lam diciamo, ha la sua caratteristica di essere diciamo, un edificio comunque resistente e robusto, però chiaramente qui vediamo una caratteristica fondamentale che è il fattore di struttura, che chiaramente rappresenta la resistenza della struttura stessa, per cui ci sono dei rapporti che devono essere presi in considerazione e quindi questa capacità dissipativa spesso sappiamo benissimo che è dato insomma anche dalla forma dell'edificio stesso, di conseguenza più si ha un edificio regolare e più questo tende ad essere un edificio più resistente alle azioni sismiche che si possono verificare in determinati momenti. Per cui sono aspetti questi già importanti che quando si fa diciamo, una scelta di carattere statico devono essere presi in considerazione e il fattore di struttura Q è importante perché chiaramente dà già un certo tipo di orientamento. Andando avanti sappiamo benissimo che chiaramente la struttura è una struttura che è collegata ad una base. Questo collegamento è chiaramente garantito da degli elementi metallici che sono degli elementi che fungono da collegamento tra la platea, che normalmente la platea è considerata come diciamo, la fondazione dell'edificio in legno e chiaramente esistono degli elementi che si chiamano
all down che hanno una funzione di collegare la parete con la parete, con la fondazione, scusate, e di conseguenza vengono fatte anche delle prove per verificare effettivamente la capacità di resistenza di questi elementi di collegamento, che chiaramente quando vengono posizionati bisogna fare attenzione che questi abbiano, diciamo, una posizione piuttosto corretta, perché altrimenti si tende a farli rompere, proprio perché non c'è una completa adesione con la parete in legno. Quindi è importante che si faccia attenzione anche al posizionamento di questi elementi, gli all down. Come del resto vediamo qua altri esempi, che appunto queste pareti, in questo caso vediamo una parete a telaio, che a seguito delle varie sollecitazioni l'elemento tende proprio a staccarsi completamente, proprio perché l'elemento, vedete qui sotto la posizione dell'all down non è completamente aderente alla parete, di conseguenza questo ha creato un certo tipo di distacco e quindi una riduzione della capacità di collegamento tra l'elemento metallico e quello in legno. Per cui diciamo l'aspetto fondamentale, e lo ripetiamo, di una tipologia strutturale di per sé è dato, diciamo, dal comportamento sismico dell'edificio, quindi serve sicuramente una accurata progettazione. Dico questo perché purtroppo diciamo che in Italia noi tecnici siamo un pochettino diciamo messi un po' all'angolo, nel senso che i committenti tendono sempre a dire la loro. Io invece normalmente dico questo, che per difendere la nostra figura dobbiamo aumentare la nostra competenza tecnica. Di conseguenza loro non sono in grado di controbatterci, perché se ci scelgono sanno che scelgono una figura altamente qualificata e di conseguenza sanno che da questa attività si può ottenere, diciamo, un ottimo risultato. Ecco perché poi la capacità e la competenza ti porta a definire un progetto, quindi realizzando dei dettagli costruttivi che consentono appunto di determinare un po' tutte le condizioni critiche di un progetto, che sono gli aspetti fondamentali per superare determinate condizioni, e quindi di evitare che si creino, diciamo, dei problemi in corso d'opera e durante il ciclo di vita dell'edificio stesso, perché poi in definitiva non c'è soltanto l'aspetto statico che bisogna prendere in considerazione, ma c'è il comportamento fisico dell'involucro, perché all'interno dell'abitazione comunque avvengono delle attività che ora andremo a vedere, e di conseguenza queste vanno a determinare un po' quelle che sono le condizioni termo-igrometriche, che a loro volta possono rivelarsi un elemento fondamentale per la qualità di vita all'interno dell'edificio, che se non è ben gestito poi diventa anche un problema per la struttura stesso, poi lo vedremo, insomma. Certo. Vado avanti velocemente perché altrimenti non faccio in tempo a far vedere tutto. Qui ci sono alcuni esempi, vediamo sul disegno a colori a sinistra la struttura in X-Lam accoppiata ad un isolamento, mentre a destra abbiamo una struttura in joint con l'isolamento interno, quindi il vantaggio di avere una struttura, diciamo, pseudo-telaio è quello di avere, diciamo, il pacchetto parete che in qualche modo è già isolata e quindi c'è già un effetto volano termico a vantaggio degli spessori della struttura stessa. Chiaramente il sistema a telaio è facilmente comprensibile, che è dato da una serie di montanti normalmente intervallati a circa 60 cm l'uno dall'altro, che sono praticamente poi confinati da delle pareti sempre in legno, OSB. Normalmente si sceglie almeno un numero 3 perché arriva fino a 6, perché ha una capacità di essere un materiale che ha caratteristiche di barriera al vapore, e all'interno di questi spazi vuoti viene inserito, diciamo, l'isolante, che può essere di varia natura a seconda dei costi che il cliente stesso ha intenzione di investire, però normalmente si parte con una lana di roccia
fino ad arrivare a materiali molto più nobili. Certo. Questo è uno schema molto semplificato di quelle che sono le azioni statiche che si creano durante la sollecitazione di una forza verticale, che sarebbe identificato come forza sismica, e chiaramente la struttura a telaio in quel modo, con tutte le chiodature che sono riportate lungo i perimetri di questi pannelli USB che servono a chiudere la struttura a telaio, tendono in qualche modo a dissipare l'azione sismica, e quindi questo è l'effetto fondamentale di scaricare un po' tutta questa forza, questa accelerazione che si viene a concentrare sulla struttura stessa. Quindi questo è il comportamento delle pareti a telaio, che ha un funzionamento statico piuttosto ottimale. È chiaro che quando poi l'azione sismica è piuttosto accentuata, diventa un problema, perché poi bisogna rimettere comunque a posto le pareti, perché tendono ad aprirsi. Però intanto bisogna far capire che il concetto di parete a telaio sisma resistente ti garantisce la possibilità di salvarti. Insomma, questa è la cosa fondamentale, perché normalmente uno tende a far salvare la casa, però non pensa che sia all'interno, insomma. Chiaramente, una volta che abbiamo un po' estrinsecato tutti questi concetti legati al legno. Architetto, scusi se la interrompo prima che magari affronta un altro argomento. C'è una persona che chiede, giustamente fa una domanda fondamentale a cui vediamo se è in grado di rispondere. Chiede quali sono le differenze sostanziali tra Ixlam e telaio, e poi qual è la migliore? Allora, abbiamo detto prima, allora, a mio avviso non ce n'è una migliore, dipende dalle caratteristiche che il cliente stesso vuole, nel senso che poi è una prerogativa del tecnico. Allora, stavo dicendo prima che se mi trovo in una zona altamente sismica, io consiglio la struttura a telaio, tant'è vero che questo è un discorso. Se poi c'è l'idea che il pannello in Ixlam comunque è una struttura piuttosto resistente, perché parliamo di legno pieno e chiaramente con vari spessori che insomma vanno da 12 cm in su per quanto riguarda le strutture portanti. È chiaro che poi uno cerca di andare in quella direzione, e ha i suoi vantaggi chiaramente, perché poi avere un Ixlam abbiamo anche delle utilità in termini di realizzazione, però insomma sono molto, a mio avviso, molto soggettive, cioè perché chiaramente il mercato è talmente aperto a queste due, che sono le due tecniche costruttive più rilevanti, e di conseguenza nessuno delle due ha subito delle grosse riduzioni di realizzazioni. Però è chiaro, poi dipende anche dalla domanda del mercato, insomma, cioè questo è il concetto. Però a mio avviso, diciamo che tra l'altro progettare una casa a telaio secondo me è più difficile di una casa in Ixlam, proprio perché ha diverse parti che devono essere progettate con un dettaglio, e di conseguenza hanno bisogno di una certa attenzione. Ixlam ti dà la possibilità di realizzare le pareti in maniera un po' più semplice, perché ti arriva una parete tutta intera organizzata e si può posizionare anche facilmente in cantiere. Però non è che ci sia tanta differenza tra l'uno e l'altro, insomma, è molto soggettivo il discorso. Benissimo, grazie. Vado avanti, quindi qui vediamo appunto una chiesa del XIII secolo che è ancora integra, proprio perché il legno chiaramente è un materiale duraturo, però è chiaro che, come per ogni struttura, ha bisogno di manutenzione. Di conseguenza, se c'è questa attenzione, chiaramente il materiale rimane sempre in perfetta efficienza, e di conseguenza dura nel tempo senza grossi problemi. Per cui quali sono i vantaggi di una struttura in legno? Diciamo che va preso in considerazione che normalmente il primo passo che viene fatto per realizzare una casa in legno è quello di preparare una base che normalmente si traduce nella realizzazione di una platea. Poi vedremo un esempio, e chiaramente viene realizzata questa platea in cemento armato, che normalmente ha delle dimensioni che vanno da 35 al massimo 50 cm di spessore, che poi dipende anche dalla natura del terreno, chiaramente,
E quindi fatto questo discorso, il vantaggio, uno dei grossi vantaggi delle case in legno è che c'è la costruzione inside, cioè all'interno, diciamo, delle strutture che realizzano case in legno, quindi si realizza in stabilimento, dopodiché vengono trasportate queste pareti in cantiere e vengono assemblate in pochissimo tempo. Di conseguenza una casa di un 100 metri quadrati nel giro di 2-3 giorni si riesce ad assemblare, poi chiaramente si vanno a realizzare gli ulteriori diciamo, perfezionamenti che poi appunto vi farò vedere per ottenere poi il prodotto finito. Ma diciamo che questo consente in tempi brevi di ottenere un certo risultato e chiaramente anche in termini di sicurezza, perché si lavora in assoluta tranquillità e di conseguenza il cantiere, che dura pochissimo tempo, dà il vantaggio anche di ridurre i costi della manovalanza. Di conseguenza c'è una serie di economie di scala per quanto riguarda la realizzazione di un edificio in legno che consente appunto di fare questa scelta. È ovvio che poi la domanda che scaturisce da tutta questa serie di vantaggi di carattere, tra virgolette, economica, perché poi tutto ruota sempre intorno al costo di un edificio, devo dire che non sono enormi rispetto ad un edificio normale. Poi dipende chiaramente quali sono le caratteristiche appunto intrinseche del fabbricato, perché può essere un fabbricato, faccio un esempio, in classe B, come può essere un edificio in classe diciamo, categoria passiva. Di conseguenza l'utilizzo dei materiali sono un po' diversi, anche le tecniche costruttive sono un pochettino più accurate. Adesso lo vedremo adesso, subito dopo. Quindi parto in maniera abbastanza rapida nel farvi vedere, diciamo, un esempio di edificio molto diciamo semplice, realizzato appunto in Abruzzo. Vedete questo fabbricato di circa 115 metri quadrati, un semplice rettangolo, il cui lato lungo, fronte zona giorno, è rivolto verso il sud, e quindi già la parte del cliente era partita l'idea di voler fare un edificio passivo. Chiaramente il primo aspetto che viene preso in considerazione è il posizionamento dell'edificio, e vengono fatte delle considerazioni che sono date sia dall'irraggiamento solare, sia diciamo, dall'orientamento delle attività meteo di pioggia, in questo caso, nei confronti degli assi cardinali di riferimento, e poi soprattutto quello che è l'orizzonte dell'edificio. Questo significa che questo calcolo viene fatto attraverso il posizionamento della longitudine, della latitudine dell'edificio, proprio per capire effettivamente quelle che sono, diciamo, le caratteristiche dell'area, perché chiaramente sono fondamentali per determinare, diciamo, il giusto apporto solare durante, diciamo, i periodi freddi dell'anno, e soprattutto poi quelli estivi, da cui bisogna difendersi un po' dall'attività di soleggiamento, perché è un aspetto piuttosto importante. Chiaramente viene fatto un bilancio energetico, in questo caso l'edificio ha diciamo, delle caratteristiche piuttosto spinte, perché chiaramente dal punto di vista diciamo dell'indice diciamo, invernale, per quanto riguarda la caratteristica proprio di risultato termico, ha un 8,97, circa 9 kWh metro quadro anno come valore, diciamo, di efficientamento energetico, e normalmente una classe A intorno ai 30, qui siamo arrivati a circa 9 kWh metro quadro anno, mentre per quanto riguarda in estate abbiamo un ulteriore indice più basso di circa 5,44 kWh metro quadro anno. Quindi è stato fatto uno studio particolare anche sulla scelta dei materiali. Infatti prima, quando parlavo di struttura a telaio, avevo detto che all'interno di una struttura si possono mettere, diciamo, vari materiali isolanti, però anche i materiali isolanti vengono scelti in funzione di quello che deve essere il loro comportamento nell'ambito, diciamo, dell'isolamento sia invernale che estivo. Per cui se un edificio viene realizzato in una zona piuttosto calda, ma calda ormai, diciamo che in Italia
abbiamo tutte zone abbastanza soggette a un caldo torrido con tassi di umidità piuttosto elevato, chiaramente si tende a utilizzare materiali che siano, diciamo, efficienti dal punto di vista della protezione estiva, quindi del calore specifico, che abbiano un valore di calore specifico piuttosto elevato, e di conseguenza parliamo di fibra di legno, che è, diciamo, un ottimo materiale che appunto riesce ad attenuare l'onda termica con un'attenuazione piuttosto importante. Infatti si tende sempre a garantire la norma di riferimento nazionale, credo che faccia riferimento a uno smorzamento, uno sfasamento dell'onda termica di circa 12 ore. In questo caso noi siamo riusciti a raddoppiarlo fino a 24, però parliamo di spessori importanti. Adesso vedremo di cosa diciamo parliamo. Infatti partiamo subito con il discorso che avevo già anticipato prima. Nella realizzazione di questo edificio chiaramente vedete già dalla forma dello scavo e del posizionamento di questa ghiaia grigia, che in realtà non è ghiaia ma è vetro cellulare, che sarebbe un materiale isolante, perché essendo un edificio passivo, diciamo, viene usato tutta la zona che perimetra l'edificio, o meglio le pareti dell'edificio, quindi partiamo dalla fondazione fino ad arrivare al tetto, chiaramente con le pareti come riferimento. Vedete qui nella parte di questa stratigrafia colorata tutte le varie sezioni, o meglio strati, che compongono, diciamo, la fondazione, partendo appunto dal vetro cellulare, che in questo caso è di circa 20 cm di spessore, uno strato in questo caso di pulizia, quindi di massetto di cemento, insomma, di magrone, su cui poi verrà appoggiato un ulteriore strato di isolamento in XPS, e poi la fondazione, la platea, e poi la parte superiore che rappresenta il massetto delle abitazioni interne, e così via tutti gli altri strati finali. Vedete appunto il posizionamento del vetro cellulare, e subito dopo la collocazione e realizzazione sia della struttura in acciaio, quindi la gabbia che va a costituire la parte resistente della platea del ferro, e così anche la platea stessa. Qui faccio un appunto che in realtà come progettista Arca, però in realtà le pareti dovevano essere sollevate rispetto alla quota di campagna. Qui abbiamo sollevato tutto, anche la fondazione, proprio per evitare che la struttura in legno, le pareti in legno entrassero in collegamento con diciamo, la quota esterna di campagna, proprio per evitare il rischio umidità. Poi vedremo tutti i vari dettagli che sono stati fatti, quindi c'è stato un ulteriore eccesso di zelo. E chiaramente questa è la stratigrafia che fa riferimento alle pareti, no, scusate, questo è il tetto, scusate. Il tetto è come vi avevo anticipato, praticamente qui abbiamo utilizzato, diciamo, della fibra di legno, e chiaramente questa fibra di legno, che purtroppo qui nella slide mi ritrovo l'isolamento all'area di roccia, però ve la devo correggere va bene, correttezza. Di legno, dai. Sì, poi la correggiamo. E chiaramente, perché dico questo, in realtà sono stati messi due cuscini di 16 cm cada uno in fibra di legno, e quindi parliamo di 32 cm di isolamento in fibra di legno, e poi c'è un ulteriore strato sempre in fibra di legno ad alta densità, che è più compatto, più resistente, che ti consente appunto di avere una maggiore resistenza al calpestio. E chiaramente tutta la stratigrafia è sempre chiusa da questi pannelli in OSB. Vedete qui sotto l'esempio dell'edificio, diciamo, nudo e crudo, insomma, che è stato realizzato in brevissimo tempo, appunto perché le pareti vengono portate, diciamo, attraverso un camion, posizionate e poi collegate tra di loro. Questo chiaro, vedete adesso tutte le altre parti che compongono la struttura stessa, con le travi, e poi, diciamo, l'impacchettamento, perché in questo caso, pur essendo stato agosto, purtroppo i temporali erano sempre in agguato,
e di conseguenza collocare uno strato di isolamento sopra il tetto in fibra di legno con uno spessore piuttosto importante comportava un dispendio diciamo economico importante se la pioggia avesse creato problemi appunto a questa stratigrafia. L'aspetto ecco, rilevante di questa costruzione, che chiaramente stavamo dicendo è un edificio certificato passivo, è la tenuta all'aria. Ciò significa che deve essere eseguita l'anastratura di tutti gli elementi di giunzione, quindi tutti i giunti strutturali che si vengono a creare appunto dalla presenza di questi pannelli in USB, devono essere tutti quanti sigillati. Chiaramente questa sigillatura prende in esame sia i giunti verticali che quelli orizzontali, e qui li potete ben individuare attraverso questi nastri di colore azzurro. La stessa cosa viene fatta per quanto riguarda la parte diciamo degli attraversamenti, quindi qui vediamo il foro porta, vediamo l'attenzione che c'è stata per la nastratura, così vale anche per l'esterno. Chiaramente tutti i nastri hanno una loro caratteristica, e in questo caso il nastro blu è un nastro butirico che chiaramente ha una elevata capacità di tenuta nel tempo, perché poi comunque devono essere nastri che devono garantire una certa qualità, perché non possiamo risparmiare su questi elementi che potrebbero essere diciamo di poco conto, ma in realtà hanno un'azione fondamentale. E come del resto vedete anche la posizione delle finestre con queste fasce grigie, quelli anche sono dei nastri che sono dei freni vapori che consentono comunque il passaggio dell'umidità dall'interno verso l'esterno, quindi cerca di smaltire quell'elemento che è appunto inteso come vapore che si viene a creare all'interno dell'abitazione. Questo è il lavoro completo, vedete praticamente la nastratura totale e la posizione del telo igrovariabile posizionato nella parte alta e nello stesso tempo nella parte bassa, appunto perché la parte bassa abbiamo il collegamento con la platea e con la parete, e ci sono quegli elementi, quegli spessori che erano degli elementi di collegamento tra la parte strutturale in legno con quella in cemento armato, quindi andava completamente chiusa in maniera tale da ottenere diciamo la completa tenuta all'aria, perché appunto è un aspetto fondamentale per gli edifici ad alta efficienza energetica. Allora, questa è la stratigrafia del tetto, quindi prima mi sono sbagliato, era la parete. Quindi vedete qui in maniera molto specifica la struttura del tetto, appunto abbiamo utilizzato questi cuscini in fibra di legno, e chiaramente nella parte interna abbiamo l'intercapedine, quello nel disegno è rappresentato con il colore celeste che identifica la camera d'aria, dove facciamo passare gli impianti, che è la faccia che guarda verso l'interno dell'abitazione. Questi sono i dettagli di realizzazione appunto del tetto, sia la parte strutturale in legno che la parte dell'isolamento, e questa nella diapositiva centrale vedete sempre il pannello ad alta densità in fibra di legno. Mentre sulla parte superiore è stata realizzata una ventilazione piuttosto importante, cioè fortemente ventilata, perché essendo un tetto piano abbiamo comunque fatto una ventilazione di circa 12 cm di spessore che ha garantito comunque diciamo una totale asciugatura dell'umidità o vapore che attraversa diciamo la stratigrafia di copertura dell'edificio. Questi sono alcuni dettagli della posa del serramento, perché è un elemento fondamentale per un edificio ad alta efficienza, perché il serramento durante il periodo invernale rappresenta il collettore che fornisce energia, quindi apporti solari che garantiscono una certa qualità, e di conseguenza secondo me sui serramenti quando si progetta un edificio passivo non bisogna risparmiare. Purtroppo, rimanendo nel tema della sostenibilità, io consiglio sempre elementi in legno alluminio e non in PVC, per ovvi motivi. Adesso non li voglio stare qui a precisare, però sappiamo benissimo che è un materiale nobile come il legno sicuramente non teme confronti quando viene messo a paragone con un elemento in PVC. E vedete tutta l'attenzione che c'è stata nella posa di questi serramenti. E chiaramente qui vediamo appunto questo cordone che è in fibra di lana, che è stato inserito tra il vetro
è il telaio del serramento, questi nastri che sono argentati, sono nastri butilici utilizzati sempre per la sigillatura del posizionamento del serramento, come le schiume elastiche. Insomma, c'è tutto un protocollo che definisce la posa dei serramenti, quindi fondamentale da seguire per ottenere poi un risultato importante. Continuiamo quindi una serie di considerazioni di carattere tecnico. Un altro punto debole, sappiamo benissimo, della struttura, o meglio dell'involucro, è rappresentato dal punto di attacco della parte bassa, della parte diciamo perimetrale di tutto il serramento, e nella parte bassa l'attività è ancora più importante, e qui è stata realizzata una soglia in multistrato marino rivestito in uno strato di cemento lucidato, e vedete sulla parte superiore una sorta di strato in lana che in realtà sarebbe aerogel, che si inserisce al di sotto del serramento proprio per garantire un ulteriore isolamento in quel punto di contatto con il pavimento e il serramento stesso. Questi sono alcuni livelli di attenzione che ci sono stati per quanto riguarda la realizzazione degli impianti. Chiaramente massima attività di coibentazione, di tenuta all'aria e così via dicendo. Poi altro elemento importante, chiaramente se parliamo di edificio passivo significa edificio a tenuta d'aria, come abbiamo detto prima, e chiaramente dobbiamo garantire poi quel ricambio fondamentale di aria che è rappresentato da una macchina di ventilazione meccanica. Ormai prima erano con recupero di calore, ormai sono diventate diciamo climatiche, che riescono insomma a climatizzare la qualità dell'aria e quindi fanno caldo-freddo prendendo aria direttamente dall'esterno, quindi molto importante perché si ha un livello di qualità d'aria piuttosto elevato. Questi sono altri dettagli specifici, vado veloce. Un aspetto importante sono i passaggi degli impianti dall'interno verso l'esterno e viceversa, quindi molta attenzione nel collocare appunto le membrane che consentono di chiudere in maniera totale il passaggio di questi corrugati all'interno della parete in legno, che poi li vediamo verso l'esterno, dove c'è un ulteriore aspetto importante, cioè quello della tenuta anche all'acqua, quindi all'umidità, perché parliamo di una parete in legno, quindi dobbiamo evitare che ci sia il rischio marcirescenza. Quindi vedete i vari passaggi che sono stati eseguiti per realizzare la tenuta diciamo sia impermeabile che all'aria del passaggio di questi impianti. Poi l'altro aspetto importante è l'isolamento dell'involucro nel punto basso, cioè vedete che c'è su quella slide a sinistra l'EPS bianco, che chiaramente è un elemento idrofugo. Io consiglio in questo caso l'EPS perché è a cellule chiuse e di conseguenza non è aggredibile dai parassiti e di conseguenza è duraturo nel tempo. È chiaramente un elemento che viene poi protetto da ulteriori strati di finitura, parliamo di rasatura, fino ad arrivare poi alle guaine cementizie che vedete sulla parte destra della slide, come viene applicato direttamente sullo strato isolante. Qui parliamo di uno strato isolante esterno di 16 cm che accoppiate ai 16 cm all'interno della parete dello strato di lana di roccia all'interno della struttura a telaio, arriviamo a 32 cm di isolamento vero e proprio. E infine siamo arrivati diciamo alla valutazione dell'impermeabilizzazione del tetto. Qui abbiamo utilizzato un materiale che sarebbe Evalon, impermeabile, che ha delle ottime caratteristiche di resistenza nel tempo, certificato almeno 30 anni, e di conseguenza è un materiale tra l'altro che non costa nemmeno tanto, per cui io lo utilizzo spesso ed è un ottimo riferimento per poter impermeabilizzare ampie superfici, soprattutto poi perché ha un colore bianco, quindi anche per quanto riguarda il riverbero del calore sulla superficie è fondamentale. Infine arriviamo al test. Ma sopra, per quanto riguarda la slide del tetto, cioè Sì. questo qua è un materiale che lei lascia così sulla copertura? Sì, assolutamente sì. Rimane così, ok. Quindi Assolutamente. non ghiaia, non...
No, 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 quello poi uno volendo, se volesse realizzare un tetto verde, Ecco, per può esempio. citare tranquillamente tutta la varie strategie appunto specifiche per realizzare un tetto verde, ma in questo caso Chiaro. noi poi dovevamo mettere il fotovoltaico, di Ah, conseguenza non avevamo questa esigenza. Però diciamo è una tipologia di impermeabilizzazione abbastanza semplice da posare, chiaramente ci vuole un artigiano che abbia fatto un corso specifico per poter applicare questo materiale per evitare che ci siano poi problemi di posa più che altro. Infine arriviamo al test del Blower scusi, Door perché mi scusi se la rinterrompo, ma mentre parlavamo, mentre lei cambiava sì, la slide, una persona chiede se per caso si tratta di una guaina in poliolefine. no, 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 No. no, assolutamente no. Poi al limite Ok. se mi manda una mail gli posso dare dei riferimenti specifici, però il materiale si chiama Evalon, se lo digita online trova anche la ditta che è fornitrice, Poi, insomma. va Eh, bene, sì. allora. Però, ecco, se vuole poi gli posso dare i riferimenti utili. Diciamo anche il costo non è alto, parliamo di circa 20-25 euro al metro quadrato, di conseguenza credo finito tutto quanto. Quindi alla fine costi e benefici piuttosto rilevanti, insomma. Va bene, va Beh, bene. vado avanti e quindi devo dire poi alla fine che gli edifici appunto ad alta efficienza devono rispettare dei requisiti di tenuta all'aria. Il requisito di tenuta all'aria normalmente diciamo, viene espresso in perdita di volume, che significa di aria, che io colloco all'interno di una apertura un elemento, cioè una macchina, un ventilatore che è inserito all'interno di una membrana. Questo ventilatore mi spara una certa portata di aria che è pari al volume interno dell'edificio con una pressione costante di 50 pascal quando attivo questa attività, quando eseguo questo, diciamo, questa sorta di verifica, praticamente lo faccio sia in depressione, quindi aspiro aria dall'interno verso l'esterno, e sia in pressione, quindi butto aria all'interno. Quindi vado a valutare la capacità dell'involucro interno nel contenere il volume d'aria che io butto all'interno. Un volume d'aria ben definito perché viene determinato dal volume interno dell'abitazione, e vedo che perdita di volume d'aria avviene, diciamo, in quel dato momento. Chiaramente è graficizzato come 0,6 volumi il riferimento ora, quindi io in un'ora non posso perdere lo 0,6 volumi, quindi una quantità piuttosto bassa, e nel nostro caso i valori che sono stati accertati da questa prova sono 0,25 in depressione e 0,15 in pressione, quindi dei valori piuttosto ottimali che Sì. ci consentono di aver superato il test, quindi significa che tutta la realizzazione dell'involucro dell'edificio è stato fatto, diciamo, secondo protocollo, per cui potevamo procedere e andare avanti. L'altra verifica che abbiamo fatto è quella della valutazione delle temperature superficiali. Qui vedete qui una serie di riprese termografiche dove noi abbiamo valutato le temperature nei punti più critici, che sono i punti d'angolo, i punti del nottolino della porta, la parte bassa del serramento e diciamo altre zone critiche dell'edificio, e vedete che le temperature normalmente si attestano intorno ai 20 gradi. Chiaramente qualcuno dirà se l'hai fatto in estate è facile, in realtà no, l'abbiamo fatto in un periodo diciamo intermedio che era febbraio-marzo, e di conseguenza abbiamo visto che l'involucro interno normalmente deve essere di circa 17 gradi la temperatura superficiale, l'abbiamo superata egregiamente senza problemi. Questo invece è un altro dato importante. Parlavamo prima di rischio marcescenza della struttura. In questo edificio abbiamo messo delle sonde che sono state inserite all'interno dei montanti della parete a telaio, ma si può fare anche per una parete in XLAM, che misura il livello di umidità presente all'interno della struttura in legno. Chiaramente nella fase iniziale la struttura, vedete la slide di destra, presenta dei valori intorno al 20% perché era una fase iniziale, quindi il legno si doveva asciugare. Poi quando è entrato un po' a regime, chiaramente abbiamo visto che i valori si sono attestati intorno
al 17%, quindi abbiamo visto che era perfettamente asciutto. Questo perché? Perché molte case che producono appunto strutture in legno non fanno attenzione all'attacco diciamo della parete tra la platea e la parte in elevazione, e quindi c'è il rischio marcinescenza che crea danni a tutta la struttura, ti giochi la casa in poche parole. E infatti questo è uno degli esempi dove qui abbiamo una parete in X-Lam che è stata appoggiata direttamente su una platea dove non è stata fatta diciamo nessuna attività di impermeabilizzazione, o meglio non c'è stato il famoso cordolo di 20 centimetri rispetto alla base della platea su cui poi è andato ad appoggiare l'intera parete, ad eccezione del fatto che se la platea stessa la tiri fuori dal terreno non hai questi problemi, però in questo caso purtroppo l'architetto non aveva esperienze e quindi ha generato questo tipo di inconveniente alla proprietà, e di conseguenza ho dovuto porre rimedio facendo prima asciugare un po' tutti questi funghi che si sono poi realizzati lungo la parete in X-Lam, e poi verrà fatta un'attività di ripristino della parete stessa, valutando appunto la qualità. Questi sono i valori che noi abbiamo rilevato all'interno dell'edificio. Vedete sulla parte, la slide di destra, quella centrale, che era Natale, fuori temperatura 8 gradi, percepita 7 gradi, temperatura interna 22,8, premettendo che dentro questo edificio non c'è nessun sistema di riscaldamento, quindi abbiamo temperatura ottimale. Nella parte di destra qualcuno mi dirà vinci facile perché 7 gradi di temperatura esterna non è che faccia molto freddo, però qui avevamo sulla parte nella slide di sinistra vediamo una temperatura percepita di -4, fuori erano 0,2, temperatura interna 21,9. Qualità dell'aria, vedete sotto dove c'è il pallino verde 513, che è un valore ottimale, e addirittura in certi casi eravamo arrivati pure a 332. Questo proprio a dimostrazione, qui vedete il diagramma proprio del controllo della qualità dell'aria espressa in ppm, che oscilla tra i 350 e i 500. Diciamo che il valore ottimale è intorno ai 400, per cui rispettiamo perfettamente quelli che sono i dati di riferimento diciamo del protocollo di progettazione per un edificio passivo. Qui vediamo una simulazione dinamica, cioè noi in realtà prima di progettare un edificio valutiamo il comportamento fisico dell'involucro edilizio, e vediamo appunto nella slide di sinistra il comportamento interno della temperatura e dell'umidità, che è all'interno del cono del comfort, che significa, vedete le linee rosse e blu che disegnano un corridoio, e tutta quella nuvola di puntini blu definiscono le varie temperature di oscillazioni che sono il comportamento termoigrometrico simulato all'interno dell'abitazione, e quindi fa capire che si è completamente dentro il corridoio del comfort, quindi significa che si vive abbastanza bene. Chiaramente significa che in inverno abbiamo 21 gradi di temperatura con un'umidità di circa 55% di umidità relativa, e in estate arriviamo fino a 25-26 gradi insomma di temperatura interna. E abbiamo visto, poi abbiamo simulato il comportamento anche con l'impianto di ventilazione meccanica spenta. Devo dire che non c'è una grande differenza, devo dire che comunque si ha un livello termoigrometrico che è un poco fuori dal livello di comfort, quindi comunque sia non abbiamo situazioni abbastanza drammatiche. Comunque questo a dimostrazione che comunque si riesce a vivere abbastanza bene all'interno di un edificio del genere. Qui vediamo appunto il display dell'impianto domotico con tutte le varie temperature delle varie sonde che sono state collocate all'interno della stratigrafia dell'edificio, con le varie temperature di riferimento. C'è da dire che quando è stato fatto questo rilevamento fuori c'erano circa 32 gradi, e all'interno dell'abitazione avevamo 25, perché poi c'è scritto bagno, camera da letto, vedete le temperature sono intorno ai 24-24,8, quindi comunque temperature abbastanza di comfort per il periodo estivo. Questo è l'edificio diciamo completo. Volevo far vedere pure questo altro aspetto. Qui abbiamo parlato di validazione Active House, perché noi poi prendiamo in considerazione
anche diciamo, altri aspetti che sono la qualità dell'aria, come abbiamo già accennato, ma anche la luce naturale. Per noi è fondamentale perché vivere in un ambiente dove c'è molta luce naturale garantisce un elevato comfort abitativo. E qui siamo in estate con i rough store, che sono queste tendine veneziane abbassate, quasi semi chiuse, abbiamo un livello diciamo, di luce, un fattore di luce diurno abbastanza buono, questo proprio perché c'è stata questa attenzione, nel senso che ci sono anche queste finestre, quelle strette e basse che sono in corrispondenza della cucina, che contribuiscono a migliorare appunto questa qualità di luce naturale che è fondamentale per questi aspetti di validazione Active House. Questo praticamente il progetto, quando siamo partiti, era completamente un terreno pianeggiante dove non c'era nulla, poi col tempo abbiamo realizzato questo edificio che di per sé è bello perché è molto semplice, ma complesso per quanto riguarda tutta la parte tecnologica che presenta all'interno della struttura. Voglio concludere dicendo che Active House in realtà abbiamo parlato di validazione e cosa serve? Serve a qualificare un po' le caratteristiche dell'edificio, che serve a dare un rating della costruzione, quindi non vogliamo dare una certificazione, ma una qualità che ha dei parametri di riferimento, dove partiamo dal comfort termico, appunto dall'efficientamento, dalla luce naturale, quindi dalla qualità di luce che noi abbiamo all'interno dell'edificio, che ha scelta dei materiali, quindi materiali che abbiano, diciamo, siano naturali e chiaramente con una bassa quantità di dispersione di forme aldeide o di VOC. Chiaramente poi il discorso legato all'acqua, quindi al riciclo dell'acqua, che è fondamentale, più si va avanti il discorso dell'acqua diventa piuttosto importante. L'altro aspetto è l'acustica, quindi cercare di garantire quel comfort acustico che è fondamentale insieme agli altri aspetti che abbiamo appena citato. L'energia primaria fa riferimento appunto ai consumi, quindi insomma cercare di fare un edificio che sia performante dal punto di vista dei consumi stessi. Chiaramente le rinnovabili sono anche gli altri elementi legati appunto alle fonti rinnovabili che hanno ormai un ruolo fondamentale all'interno di un edificio che viene progettato diciamo, nell'attuale mondo dell'edilizia. E infine la qualità dell'aria, che appunto ne abbiamo già parlato con la presenza della VMC. Quindi questi elementi, quando si va a fare una progettazione, il cliente stesso, a seconda dell'importanza che si vuole dare, quindi torniamo al discorso della parete in X-Lam oppure a telaio, anche in questo caso quando si progetta un involucro bisogna dare la giusta attenzione, per cui c'è chi dà piuttosto importanza al risparmio energetico e chi invece la dà alla qualità dell'aria oppure alla scelta dei materiali che sono sostenibili. C'è tutta una serie di considerazioni che devono essere prese e valorizzate a seconda di quelle che sono in qualche modo le sensibilità da parte del cliente. Dico soltanto che questo edificio che abbiamo appena visto, il cliente mi ha confermato che ogni mese lui consuma circa 55 kW. Chiaramente sappiamo che il costo di un kilowattora è di circa 30 centesimi più o meno, quindi fate due conti, vedete che il costo in bolletta è di 15 euro per pagarsi tutto ciò che avviene all'interno dell'abitazione, quindi parlo di climatizzazione interna, caldo-freddo, parlo di luci, elettrodomestici, cucinare e tutte le altre attività che sono collegate ai consumi elettrici. In più c'è il discorso dell'acqua che è a parte, quindi diciamo alla fine in un anno questo edificio consuma intorno ai 200 euro per poter condurre una vita tranquilla all'interno dell'edificio, oltre a garantire questo elevato comfort abitativo, che chiaramente parliamo di tutti questi aspetti che abbiamo appena elencato. Questo è diciamo un esempio fondamentale. Se ci sono altre domande, altre curiosità che volete chiedermi, io do piena disponibilità. Se ci sono poi delle nozioni che volete approfondire, c'è il sito Active House Italia, dove potete chiaramente
rivolgere delle domande, sarò io stesso a rispondervi. Poi se volete approfondire anche il protocollo di progettazione per gli edifici in legno, c'è il protocollo ARCA, quindi potete andare sul sito ARCA-CERT e potete appunto vedere un po' come è strutturata la formazione per diventare poi un progettista accreditato ARCA, che sicuramente consiglio almeno di andare a vedere, ma oggigiorno per tutti i tecnici riuscire ad avere, diciamo, questo plus in più in termini di capacità tecnica riesce a dare sicuramente un vantaggio in termini di valorizzazione professionale, perché ormai chi costruisce è chi ha disponibilità e normalmente hanno anche una diciamo grande pretesa da parte del tecnico, perché chiaramente vogliono sentirsi tutelati e di conseguenza una formazione adeguata sicuramente riesce a dare tutte queste garanzie per poter ottenere un valido risultato finale. Benissimo. Architetto, grazie intanto per essere stato così preciso e puntuale sui dettagli, perché è lì che si gioca un po' tutta la differenza del risultato, cioè la nastrattura, il modo in cui si posa l'isolante e tante altre cose, cioè sembrano banalità, ma poi basta un piccolo scostamento, come faceva riferimento lei prima per la nastratura, e che va a inficiare tutto un lavoro che non è un lavoro da poco, quello della progettazione di una casa passiva. Se poi ci si mette vicino anche tutto il discorso olistico che porta avanti Active House, ancora di più, perché bisogna fare ragionamenti sui materiali, sul perché scegliere questo piuttosto che quello e così via. Avrei qualche domanda da farle. Siamo un po', diciamo, siamo oltre le 6:30, ma insomma non importa. Una domanda che è appena arrivata riguarda l'isolamento, quindi l'isolamento di una casa in legno. È meglio scegliere la fibra di legno o la lana di roccia? Ma io, no, vuole avere delle certezze, è meglio questo, è meglio quello. no, la domanda è quasi diretta. Io sceglierei la fibra di legno, però purtroppo bisogna sempre poi bilanciare quelli che sono i budget di riferimento. E lì torno al discorso che facevo prima. Se si è dei progettisti competenti che fanno determinate cose, si è anche a contatto con clientela che capisce che investire su un isolamento comporta un grosso vantaggio sia in termini di risparmio a posteriori e sia diciamo di una qualità costruttiva elevata. Per cui io consiglio la fibra di legno. Io sto facendo una riqualificazione energetica di un edificio realizzato in muratura, ma all'interno sto realizzando un'intera struttura a secco e ho inserito 18 cm di fibra di legno. Però chiaramente il proprietario ha scelto me perché per le mie competenze, di conseguenza poi alla fine ha seguito pedissequamente quelle che sono state le mie indicazioni, per cui se è possibile io andrei per la fibra di legno. È chiaro che qualcuno poi inizia a dire sì, ma c'è il rischio incendio, poi anche su quello c'è anche la soluzione per evitare che questi materiali possano diventare diciamo pericolosi, perché chiaramente la fibra di roccia non ha diciamo la tendenza a prendere fuoco, mentre la fibra di legno sì, però è chiaro che anche lì esiste un protocollo di confinamento ben preciso che garantisce una classe REI e quindi elimina il rischio incendio, per cui io propongo in maniera molto tranquilla la scelta della fibra di legno. Benissimo. Un'altra persona che ci sta seguendo ci chiede se la fibra di legno è comunque una valida scelta anche in un ambiente umido come quello della pianura padana, cioè come risponde? Cioè come risponde la fibra di legno, sì. Volevo capire questa, cioè in realtà quando si va a fare una scelta del genere viene fatta sempre una simulazione. Quindi uno parte, prima avete visto le simulazioni dinamiche e quindi noi come progettazione usiamo il VUFI che è un software
che simula il comportamento della stratigrafia, quindi in base alla zona climatica vado a vedere effettivamente cosa accade se io scelgo la fibra di legno in una zona diciamo umida come la pianura padana. Però fino a prova contraria, se riesco a definire una stratigrafia che è ben calibrata dal punto di vista delle membrane, io questi problemi non ne ho, insomma. Quindi, però è chiaro che mi aiuto anche con una simulazione dinamica per vedere effettivamente se ci sono delle situazioni critiche. È chiaro che poi varia da caso a caso, è ovvio che poi se ci sono delle situazioni critiche uno insomma si ferma, ma in realtà non credo che ci siano problemi nel voler scegliere la fibra di legno in queste zone. Anzi, poi una casa di legno dovrebbe, cioè, dovrebbe essere l'ideale, la fibra di legno con un edificio in legno, per Sì, forza, se non altro perché si è vengono meno. chiaro. È chiaro che se io utilizzo dei materiali tipo calciosilicato ho un'ulteriore situazione, però poi usciamo un po' fuori dal seminato, insomma. E poi è chiaro che tra l'altro la cosa migliore è cercare di fare delle combinazioni di varie soluzioni, cioè non è che uno deve sposare quella tecnologia costruttiva e fa solo quello per tutto. Ci sono delle condizioni in cui io posso anche combinare varie tecniche costruttive proprio in gestione di queste problematiche che si possono verificare. Però io consiglio sempre, appunto, quando mi trovo in luoghi particolari, perché effettivamente la pianura padana è un clima veramente particolare, la simulazione dinamica ti aiuta e ti fa capire effettivamente se la scelta progettuale definita per quanto riguarda la stratigrafia è quella corretta oppure no. Benissimo, ma a questo punto in percentuale quanto può costare di più un edificio ad alta efficienza, diciamo così, rispetto ad uno normale, fra virgolette? Ovviamente tutti gli edifici nuovi adesso devono comunque rispettare certe normative, ma Chiaro, insomma, chiaro. quello che ci ha fatto vedere oggi è molto oltre, ecco. Sì, 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 no, difatti cioè, il mondo dell'edilizia è in crisi anche per questo, perché ormai i costruttori non hanno tutti quei margini di una volta. Eh, allora, all'incirca dipende anche dalla bravura e dalle economie di scala che si riescono a combinare durante la progettazione. Ecco perché poi consiglio sempre di fare una progettazione integrata, proprio perché si hanno delle economie di scale che vanno poi a influenzare quelli che sono i costi al metro quadrato per la realizzazione di un edificio del genere. Normalmente ci troviamo intorno al 25-30%, però c'è da dire pure una cosa, che i materiali che vengono utilizzati sono molto più nobili rispetto a quelli di una struttura standard, per cui utilizziamo anche materiali più costosi, soltanto per questo motivo, perché alla fine la combinazione sta nel saperli collocare i materiali, sapere come posarli e seguire dei protocolli corretti. Ci sono delle attività aggiuntive, però sono dei plus che poi danno anche dei vantaggi a posteriori, per cui bisogna fare anche questo bilanciamento. Spendo qualcosa in più per ottenere qualcosa poi nel tempo che mi garantisce una qualità proprio di vivibilità migliore, per cui investire proprio su un'abitazione è fondamentale. Quindi è un 30% che ci sta tutto e se facciamo due conti alla mano, un edificio ormai moderno in un anno potrà consumare 700-800 euro più o meno di consumi complessivi. Un edificio passivo stiamo intorno ai 200, per cui ogni anno risparmio 600 euro e quindi così via, però parliamo di due edifici abbastanza performanti. Se faccio un confronto invece con un edificio ormai datato anche degli anni 2000, insomma già arriviamo a 1500, se andiamo ancora più indietro arriviamo a 2000, 3000, quindi il gap diventa più importante e quindi il vantaggio di realizzare una casa con queste caratteristiche diventa più consistente. Va bene. Gli edifici in legno, chiede una persona che ci segue, richiedono particolari manutenzioni periodiche? No, diciamo, se partiamo dal presupposto che noi riusciamo a gestire bene quegli aspetti legati alle interferenze esterne, e faccio riferimento ai parassiti, faccio riferimento appunto agli agenti atmosferici, e questo come lo gestiamo? Facendo appunto un involucro che sia abbastanza ermetico, quindi curato, così come l'abbiamo visto prima,
non ha problemi, nel senso che è chiaro i problemi nell'immediato, però si potrebbero verificare a distanza di oltre 20 anni, ma quello poi rientra nella normalità, insomma, che chiaramente un edificio ha bisogno della sua manutenzione e di conseguenza la struttura in legno diciamo, ha gli stessi limiti che potrebbe avere un altro tipo di struttura, ammesso che non sia esposto appunto in maniera immediata a condizioni di umidità interna oppure di agenti atmosferici dall'esterno. Però alla fine ormai sono tutte quelle tecnologie, come abbiamo visto prima, con le varie sonde, dove io riesco a capire perfettamente cosa avviene all'interno della mia stratigrafia, e quindi se c'è una situazione di alert è chiaro che io intervengo immediatamente, quindi mi è di aiuto. Però se ho fatto bene tutto seguendo un protocollo e avendo poi verificato a posteriore appunto con i test che abbiamo visto prima, che è il blower door e poi la termografia, questi problemi praticamente non sussistono. Va bene. E per quanto riguarda, ritorno sul discorso dell'isolamento, perché qualcuno chiede appunto se al posto della fibra di legno sia comunque interessante usare il sughero. Non so cosa ne pensi. Sì, sì, anzi, cioè quello è il materiale principe Sì, praticamente. A me piace tantissimo il sughero. È chiaro che anche i costi sono totalmente sì, diversi. Cioè il rapporto, allora faccio un rapporto tra EPS e fibra di legno più o meno è 1 a 4. EPS, che parliamo del materiale diciamo, di mercato, sì, EPS e sughero già siamo 1 a 8, quindi vuol dire che ci sono delle differenze sostanziali, però il sughero effettivamente come dire, è un materiale pregiato che ha delle grandi caratteristiche di tenuta, può essere messo pure a vista, chiaramente un particolare tipo di sughero all'esterno, quindi ci si possono fare i rivestimenti esterni, ha una grande capacità di essere un isolante sia termico che acustico. Ovviamente a livello di termica non ha le stesse performance di un materiale tipo una lana, perché parliamo di una lana intorno a 0,34-35, mentre il sughero stiamo intorno a un lambda di 0,050, quindi c'è un incremento di circa il 20%, quindi significa che su 10 cm di EPS ne devo mettere 12 di sughero, quindi aumento pure i costi. Però in cambio in estate il sughero è un ottimo materiale isolante e di conseguenza mi garantisce una ottima qualità di isolamento contro il caldo. Per cui lì entra in gioco poi la progettazione specifica per area di riferimento. E di conseguenza se mi trovo in Italia nel centro-sud o sud, il sughero sarebbe l'ideale insomma da utilizzare. È chiaro poi in funzione anche della disponibilità economiche della committenza. certo. Invece le faccio un'altra domanda che ha a che fare con l'isolamento acustico, perché una persona chiede se per gli edifici multipiano ci sono considerazioni diverse da fare per quanto riguarda l'isolamento acustico rispetto alla Assolut- casa che lei ci ha mostrato. Assolutamente sì, perché ci sono diciamo, più attività che sono tra di loro in relazione e chiaramente i cosiddetti ponti acustici devono essere anche lì diciamo, individuati e progettati per essere risolti. Per cui è fondamentale anche questo aspetto, cioè del ponte acustico, specialmente per gli edifici multipiano. Quindi è importantissimo questo, assolutamente concordo e torniamo al discorso di prima. Fare una progettazione preliminare è fondamentale, proprio per individuare questi punti critici e per non perdere tempo poi in cantiere, che chiaramente comporta tutta una serie di disagi per l'attività edile. Certo, certo. Architetto, le faccio ancora un paio di domande Sì, brevissime, anche se siamo un po' in ritardo coi tempi, ma insomma non importa, gli argomenti sono troppo interessanti. Lei ha fatto vedere, ha puntato molto, ha parlato del blower door test, ma è sì. necessario per un edificio che voglia essere ad elevato comfort? Sì, è fondamentale perché stavamo dicendo prima che è la prova del 9 di tutte le attività che concorrono per realizzare un edificio con queste caratteristiche di performance energetiche.
perché appunto deve avere un involucro completamente ermetico. Questo poi mette in relazione più aspetti che abbiamo appunto già visto prima, come il signore che diceva dell'umidità. Chiaramente se io ho un involucro che è perfettamente chiuso non mi entra acqua dall'esterno e tantomeno non mi entra il freddo, per cui ho già due elementi fondamentali che mi consentono di garantire una efficienza dell'involucro e mi consente di avere appunto quelle temperature di comfort durante il periodo invernale, perché chiaramente noi che siamo delle persone abbiamo una temperatura di circa 36,7 gradi, quindi emaniamo calore. Se ci troviamo all'interno di un ambiente che non subisce interferenze dall'esterno, io riesco a riscaldare l'ambiente anche con il mio corpo, paradossalmente. Chiaramente sto esagerando, però se ci sono gli elettrodomestici accesi, se c'è una ventilazione meccanica che mi preriscalda l'aria per il flusso incrociato di ingresso e di uscita dell'aria stessa, sono tutte cose che mi aiutano, e quindi non avendo interferenze dall'esterno per il fatto che l'involucro è perfettamente chiuso e quindi lo verifico attraverso il blower door, io ottengo quel risultato di equilibrio interno delle temperature grazie a queste condizioni di tenuta all'aria. E lei, architetto, ha parlato della VMC, della ventilazione meccanica controllata, che è ovviamente quasi obbligatoria in un edificio passivo, perché io chiudo tutto, insomma l'aria la devo prendere da qualche parte, ma mi chiedo e le chiedo, la consiglia comunque anche in edifici meno performanti la VMC? Sì, assolutamente, specialmente ora che purtroppo c'è il discorso imminente dell'ecobonus, dove appunto si parla tanto di efficientamento dell'involucro esterno, però non si parla, cioè l'ecobonus non tiene conto di coprire con l'incentivo anche la ventilazione meccanica. Quando in realtà la ventilazione meccanica dà un grosso salto di risparmio energetico, perché appunto ti consente di non aprire le finestre, di fare il ricambio d'aria e quindi di non dissipare energia verso l'esterno, ma soprattutto va a migliorare quelli che sono i parametri o meglio igrometrici all'interno dell'abitazione, per cui ora che faranno gli involucri performanti con il cambio dei serramenti, credo che l'umidità dentro quelle abitazioni saranno abbastanza presenti, per cui se non c'è un ricambio d'aria il discorso diventa piuttosto pericoloso. Quindi per me è fondamentale. Va bene. Architetto, io la ringrazio moltissimo e anche da voi. Ascolta, è rimasto molto soddisfatto dall'ora, ora e mezza che abbiamo passato assieme, perché è entrato proprio nel dettaglio e ha risposto anche alle varie domande, ai vari dubbi. Invito chi avesse ancora qualche dubbio chiaramente a sfruttare quest'ultima slide, insomma, se volesse approfondire argomenti che riguardano sia l'aspetto legato al legno che anche quello legato ad Active House, che è qualcos'altro ancora ed è il valore aggiunto che può avere un anche se vogliono poi fare la formazione ARCA per diventare dei progettisti appunto di case in legno, perché è un protocollo che prende in analisi tutti questi aspetti legati alla struttura, all'isolamento, all'impiantistica, all'antincendio, che praticamente sono aspetti rilevanti per progettare un buon edificio in legno, o comunque per un tecnico che non è uno strutturista non può diciamo, ignorare questi aspetti legati a quel mondo, così per tutti gli altri che sono l'impiantistica e l'involucro stesso, perché ignorare il problema poi diventa pericoloso. Chiaro, chiaro, cioè saper costruire il legno non vuol dire solamente che la casa stia in piedi dal punto di vista statico. Assolutamente. Abbiamo Perché visto... comunque... Sì, prego, prego. No, perché dobbiamo comunque dire che all'interno dell'abitazione ci sono, diciamo, delle attività di carattere fisico e di conseguenza non possono essere trascurate, perché poi queste generano, diciamo, dei problemi se non vengono gestiti per tempo. Che Quindi è poi sono importante. molto più
difficili da risolvere, insomma, che non presi per tempo, perché se ne fanno anche tanti di errori proprio. È importante che ci siano persone, tecnici che sappiano, consapevoli, che sappiano molto bene quello che fanno. Beh, c'è da dire che comunque grazie a delle agenzie e a tutti questi protocolli che sono usciti fuori, diciamo, gran parte dei tecnici più sensibili, c'è stata questa, diciamo, attività di formazione che ha garantito, diciamo, un buon tessuto di preparazione e di conseguenza presenze tecniche sul territorio nazionale che garantiscono un po' queste offerte da parte delle committenze che vengono appunto a richiedere determinati edifici, insomma, con queste caratteristiche, intendo dire. Va bene, va bene. Architetto, ancora grazie. Grazie mille anche a chi ci ha seguito con tanto interesse. Assolutamente, Con infatti. tanto interesse. Io do appuntamento a chi volesse alla settimana prossima con, diciamo, l'ultimo appuntamento di questa prima parte dell'anno dedicata al legno, dopodiché un paio di settimane di ferie anche per noi. Ancora grazie architetto e io Grazie a vi voi per la saluto e vi pazienza. auguro una buona serata. A presto. Arrivederci.